Sotto l'albero un regalo inaspettato per i cittadini del comune di Solesino. Una delibera di giunta ha infatti impacchettato per oltre 7.000 abitanti del comune padovano una polizza contro i danni subiti da furti e rapine. Questa vuole essere una tutela soprattutto verso le fasce più deboli della nostra comunità, in pratica una polizza assistenza ai cittadini dove cioè non viene in pratica assicurato l'oggetto materiale che può essere rubato dai malviventi all'interno delle abitazioni, ma vengono, come si dice, la famiglia viene assicurata sui danni che i malviventi, i ladri nel caso specifico, non possono recare all'immobile. Era uno dei punti con cui si era presentato agli elettori Bentani, il sindaco che anticipò al governo nell'introduzione del teaser dotando i suoi 5 agenti di polizia di pistola mitraglietta e giubbotto antiproiettili. Era il 6 agosto del 2019 la decisione presa dopo l'ultima aggressione in casa ai danni di un'anziana nel suo comune. La polizza, come spiega il sindaco, interverrà anche con un supporto per le cure sanitarie per chi dovesse subire violazione della sua proprietà privata. C'è comunque un passaggio anche, come si dice, emotivo, sociale e di supporto che medico, sanitario nei confronti delle persone che si trovano a subire questi danni all'interno della casa che spesso provocano poi dei shock. La polizza è già stata stipulata ed è gratuita. Dal 1° gennaio i cittadini riceveranno una brochure con le indicazioni su come attivarla. Nel Padovano Bentani è stato anticipato solo dai comuni di Selvazzano, Carceri, Casale di Scodose e Borgo Veneto.